Buongiorno e benvenuti a questa edizione di Focus TG, come sempre un'ora e mezza con tutti gli ultimi aggiornamenti, le notizie che provengono dal Veneto. Oggi i fari sono puntati sulla Procura di Venezia perché si è conclusa l'inchiesta su Filippo Turretta. Stiamo parlando naturalmente dell'omicidio di Giulia Cecchettin. La Procura ha chiesto il processo, il capo di imputazione che è stato formulato nei confronti di Filippo Turretta è di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, crudeltà, efferatezza, sequestro di persona, porto d'armi continuato e occultamento di cadavere. Si è conclusa pochi minuti fa la conferenza stampa del procuratore capo di Venezia Bruno Cherchi. Tra pochissimo ci collegheremo con Ilaria Marchiori che si trova per noi in procura a Venezia. Parleremo anche di un raid vandalico a Piove di Sacco dove sono state distrutti i finestrini di almeno 40 macchine, di un furto di 15.000 euro in una scuderia nel Trevigiano. Tante notizie, tanti collegamenti e partiamo adesso con una notizia grave di cronaca per un nuovo drammatico incidente sul lavoro a Conegliano. Un operaio è rimasto schiacciato da un'auto mentre stava lavorando dentro un pozzetto, un infortunio che poteva rivelarsi una strage perché accanto c'erano anche dei colleghi. L'operaio, 54 anni, stava lavorando all'interno di un pozzetto per effettuare un collegamento della fibra ottica a bordo strada. Ad un tratto è sopraggiunta, in prossimità di una curva, un'auto impazzita fuori controllo che ha travolto la recinzione di un'abitazione, abbattendola. Il veicolo si è ribaltato finendo la corsa a ridosso di un pozzetto. All'interno di questo pozzetto, naturalmente segnalato, c'era un cantiere e c'era un operaio che è stato schiacciato dall'auto che era rivolta su un fianco. Accanto all'uomo alcuni colleghi che si sono salvati per miracolo. Sono stati proprio loro ad allertare immediatamente i soccorsi, poi assieme ad alcuni passanti hanno sollevato e spostato la vettura per permettere di assistere il ferito. Sono stati attimi drammatici, il pozzetto infatti non era profondo. Diciamo che era a mezzo busto, quindi la macchina è andata a finire proprio sulla schiena dell'operaio. Una fatalità anche perché come si può vedere il pozzetto è al di fuori della carreggiata, quindi l'operaio era completamente fuori dalla strada, comunque il cantiere era segnalato e nonostante questo la macchina per una fatalità ha fermato la corsa proprio sopra l'operaio. È probabile che l'automobilista, una 54enne, sia stata colta da un malore ed abbia per questo motivo perso il controllo della vettura. La donna è stata portata all'ospedale di Conegliano, non sarebbe in pericolo di vita. In condizioni gravissime invece l'operaio che è stato elitrasportato all'ospedale di Treviso dove è stato ricoverato in prognosi riservata. La strada che collega Conegliano e Vittorio Veneto è rimasta chiusa per 2 ore per permettere i soccorsi ed i rilievi della polizia locale. Licenza sospesa per un bar di Padova dove al suo interno la polizia ha trovato in più occasioni giovani che oltre a consumare alcolici consumavano anche sostanze stupefacenti. Droga tra i frequentatori di un bar. Il questore Marco Dorisio sospende per 30 giorni la licenza di un esercizio di Via del Cristo a Padova. Si tratta del locale alla Pergola. Il provvedimento è stato notificato da personale della squadra amministrativa della Questura Patavina. Di fatto viene sospesa la licenza di somministrazione di alimenti e bevande al titolare del bar. Il provvedimento a seguito di sopralluoghi della polizia che hanno trovato giovani in possesso di droga all'interno del locale. In particolare, nel corso di un controllo effettuato dagli agenti della squadra mobile, sono state trovate nella sala biliardo posta al piano rialzato del locale 4 persone che stavano facendo uso di sostanze stupefacenti e si era proceduto quindi al sequestro di alcune dosi di hashish e marijuana a loro carico. Sempre nella medesima sala, nel mese di febbraio, gli agenti della squadra mobile hanno trovato altri ragazzi, tra cui una ragazza minorenne, intenti a far uso di droghe.
A supporto della decisione di sospensione della licenza vi sono anche numerosi controlli di avventori effettuati da personale dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e della Polizia di Quartiere, nel corso dei quali sono state identificate persone gravate da precedenti di polizia e penali per reati contro la persona, il patrimonio e connessi al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Gioielliere narcotizzato dalla compagna e poi derubato. A processo sono finiti in 3 dopo ben 11 anni dal fatto. Una bevanda preparata probabilmente come ogni sera dalla compagna di 30 anni più giovane di lui. Peccato che la donna, con la quale aveva iniziato non da molto la relazione, ha pensato di mettere del sedativo dentro al bicchiere. Poi ha atteso che l'uomo, un gioielliere di San Zeno, si addormentasse ed è scattata la trappola. La donna, assieme a 2 parenti, si è impossessata del telecomando che azionava l'antifurto del negozio e delle chiavi della cassaforte. Poi avrebbe arraffato gioielli per un valore di 30.000 euro. Ad accorgersi di quanto accaduto all'uomo, una volta rientrato in negozio, aprendo la cassaforte. La porta dell'ingresso e della cassaforte erano regolarmente chiuse. Da qui i primi sospetti verso la donna. Le indagini hanno poi portato a lei e ai 2 complici, uno dei quali tuttora irreperibile. I fatti sono avvenuti nel 2013. Il processo, iniziato 11 anni dopo, è stato aggiornato a giugno prossimo. L'abbiamo annunciato in apertura di questa edizione di Focus TG. La Procura di Venezia ha concluso l'inchiesta su Filippo Turetta per l'omicidio di Giulia Cecchettin e noi ci colleghiamo in diretta con Ilaria Marchiori, che con la collaborazione tecnica di Sandro Ponchio si trova proprio in Procura Venezia per le ultime novità. Buongiorno Ilaria. Buongiorno a te Filippo, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo proprio qui in procura. Si è conclusa da poco la conferenza stampa che è stata convocata dal procuratore della Repubblica di Venezia Bruno Cherchi. Ha voluto specificare che proprio per il fatto che il caso Cecchettin Turetta ha avuto un grande risalto mediatico, ha ritenuto importante convocare la stampa per darci le ultime comunicazioni, ovvero quella del deposito della conclusione delle indagini, che ora è completamente a disposizione delle parti, e ci ha anche voluto comunicare quali sono i capi di imputazione che vi vado subito a leggere. Si tratta di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, crudeltà, efferatezza, sequestro di persona, porto d'arma continuato, perché sappiamo che l'arma che è stata utilizzata, il coltello, i vari coltelli sono stati utilizzati sia a pochi metri dalla casa di Giulia, sia poi a Fossò, sia poi sono rimasti comunque nell'auto. Ancora poi un altro capo di imputazione, l'occultamento di cadavere, ma viene contestato anche il 612 bis, ovvero l'accusa di stalking proprio precedente a quanto successo, perché come ormai abbiamo detto più e più volte, Filippo Turetta, che lo ricordiamo è detenuto nel carcere di Montorio Veronese, aveva perseguitato precedentemente Giulia Cecchettin prima poi di quella tragica notte. Dicevamo c'è l'aggravante della premeditazione proprio anche per l'attività che è stata riscontrata da Filippo Turetta nei giorni o nelle settimane precedenti. Non c'è stato dato proprio una tempistica precisa, il procuratore su questo insomma è rimasto vago. Comunque sappiamo l'acquisto del materiale, la scelta di quello che poi è stato il percorso effettuato da Filippo Turetta e poi il possesso del nastro che è stato poi messo sulla bocca, sulle caviglie, sulle ginocchia di Giulia Cecchettin. A conclusione della conferenza stampa, il procuratore Cherchi ha voluto fare evidenziare, insomma ha detto voglio fare una mia osservazione personale, ovvero questo insomma è quanto è stato dichiarato insomma in questa fase di indagini preliminari, però Filippo Turetta ha diritto a un giusto processo con tutta l'obiettività e l'oggettività del caso, anche perché ricordiamo che la Corte
d'assise composta anche da cittadini che potrebbero essere influenzati dall'opinione pubblica. Sappiamo che insomma è uno dei casi più eclatanti, quello della morte di Giulia Cecchettina, di cui si è discusso negli ultimi mesi, per cui è fondamentale, ha voluto evidenziare il procuratore Cherchi, che ci sia tutta l'obiettività del caso. Per quanto riguarda un eventuale inizio di processo, perché questo poi lo deciderà il GUP, in ogni caso ha detto sarà in tempi brevi, comunque dopo l'estate. Quindi questi i contenuti della conferenza stampa convocata qui questa mattina in Procura a Venezia dal procuratore Bruno Cherchi. Grazie a Ilaria Marchiori in collegamento dalla Procura di Venezia con la collaborazione tecnica di Sandro Ponchio. Avremo modo nel corso del nostro telegiornale di ascoltare direttamente le parole del procuratore capo di Venezia Bruno Cherchi, proprio che è stato avvicinato al microfono da Ilaria Marchiori. Per ora voltiamo pagina. L'incidente sabato sera a Cervarese, la corsa in ospedale, 3 giorni di agonia. Non ce l'ha fatta Valentina Renzo, veronese. Era un influencer nota sulla rete, tantissimi i messaggi di cordoglio sul web. Non ce l'ha fatta la 26enne di San Giovanni Lupatoto nel Veronese, protagonista di un drammatico incidente sabato scorso. Valentina Renzo si è spenta all'ospedale di Padova, dove era ricoverata da sabato dopo l'incidente, in cui è stata coinvolta insieme ad altri 2 amici, un ragazzo e una ragazza. Fin da subito erano apparse gravi le condizioni di Valentina e del ragazzo, mentre l'altra giovane era stata portata ad Abano con ferite lievi. L'incidente sabato alle 20:40, quando l'auto, una BMW, con i 3 giovani a bordo, era finita fuori strada sul rettilineo in via della Croce nel comune di Cervarese Santa Croce, al confine con il comune di Teolo. Valentina Renzo, conosciuta su internet anche come Valentina Car, era un influencer e tiktoker appassionata di motori. I suoi canali social erano seguiti da migliaia di followers. Il mio obiettivo, si chiedeva sul suo profilo Instagram, creare un team di guida al femminile. Sulla sua pagina anche un video in cui si riprende mentre partecipa ad un corso di drift, una tecnica di guida molto spettacolare che crea evoluzioni e sgommate con l'utilizzo anche del freno a mano e della frizione. Bravissima! Molti i messaggi di cordoglio per la sua scomparsa, come quello di Laura che recita "Ti voglio vedere sul podio tra le stelle, ciao pilota", o quello di Aurora "Fai buon viaggio, piccola stella". Ed ora ci colleghiamo in diretta con Roncade, dove c'è per noi Christian Arboit per raccontarci di un furto in una scuderia. Sono state rubate selle per circa 15.000 euro, ma insomma tutti i dettagli ce li dice Christian. Buongiorno. Buongiorno Filippo, buongiorno anche da parte di Nicoletta Rizzetto. Ci troviamo in via Longhina, siamo in aperta campagna a Roncade per raccontarvi di un furto forse senza precedenti, perlomeno qui in zona. Lo vedete insomma, questo è un capannone all'interno del quale ci sono dei cavalli. Questa scuderia, la scuderia della Rosa Bianca, è una scuderia molto nota in zona, tanti gli appassionati, tanti anche i bambini che fanno dei corsi, sappiamo tutti quanto importante è anche l'ippoterapia. C'è poi però appunto da registrare questo fatto, questo furto di selle di un certo valore, avvenuto con ogni probabilità nel weekend. Dico con ogni probabilità nel weekend perché di questo furto si è reso conto il presidente della scuderia soltanto nella giornata di ieri. Saluto e ringrazio Denis Foltran, che è presidente della scuderia La Rosa Bianca, che è un'associazione sportiva dilettantistica, anche questo va sottolineato. Presidente Foltran, quindi lei si è accorto di questo ammanco ieri mattina? Ieri nel pomeriggio. In pratica abbiamo degli istruttori che intervengono ad aiutarci a far mettere in sella i bambini, e l'istruttrice arriva un po' prima di me e mi chiama e mi fa: "Dennis, dove hai messo le selle?" E gli faccio: "Là, al solito posto." E mi fa: "No, qua non ci sono." Faccio: "Ma neanche la mia?" "No."
e alla fine siamo accorti che hanno rubato 13 selle, tra americane, inglese, selle e finimenti, tutta roba di pregio, di valore in pratica, non roba della Decathlon. Non per sottovalutare la Decathlon, però hanno preso tutta roba di marca. Quindi ecco, persone che sapevano cosa prendere sostanzialmente. Sì, hanno preso... è stato un furto mirato, hanno scelto con cura la roba, l'attrezzatura da rubare e hanno portato via del materiale importante per noi, perché senza selle non possiamo fare il nostro lavoro, ecco. Ecco, quindi queste selle, una in particolare, ma non entriamo nel merito, con un valore anche affettivo, insomma, diciamo un furto molto particolare, non era mai successo. Mai successo, in 20 anni di attività che ho i cavalli, non è mai successo un furto a casa mia e mai uno si potrebbe pensare che sparissero tutte le selle, tutte, cioè neanche più una per mettere in selle i bambini. Quindi ieri siamo andati in prestito da un'altra scuderia qui a Quarto d'Altino di altre selle, lei me le ha prestate volentieri e abbiamo fatto comunque lezione, però è stato un colpo al cuore, una roba che uno non si aspettava mai. Ecco, diciamo che queste selle erano custodite qui all'interno ma non erano sotto chiave, lei insomma era abbastanza sicuro? Sì, noi non abbiamo neanche l'assicurazione, niente, cioè noi aiutiamo le persone, diamo una mano a tanta gente e trovarsi in una situazione del genere io non avrei mai pensato, mai. Ecco, lei ha formalizzato la denuncia ai carabinieri, ma si sente di lanciare anche un appello a chi magari in questo momento ha a disposizione delle sì, se qualcuno vuole aiutarci, cioè se ha una serie di magazzino che non usa o una roba vecchia a casa e può donarcela o prestarcela nell'immediatezza, cioè subito, siamo senza e quindi abbiamo bisogno di lavorare come tutti quanti. Non abbiamo a disposizione tanti soldi per ricomprare tutto il materiale subito, sono 20.000 euro di selle di attrezzatura, quindi è una roba importante, un valore importante, a parte quello affettivo, e speriamo di ritrovare tutto. Cioè adesso i carabinieri fanno un'indagine tra le cellule GPS dei telefonini e delle nostre telecamere, abbiamo 11 telecamere, e qualcosa salterà fuori sicuro. Ecco, controlli incrociati, quindi so che lei però ha già dei sospetti, magari delle persone che sono state qui nei mesi scorsi, che si sono guardati attorno con fare un po' troppo così sospetti. Sicuramente gente che conosce il posto, che io ho chiamato sempre amico, gente che ho aiutato magari e che ha pensato bene di tradire la nostra fiducia, la nostra amicizia in pratica, cioè sicuramente conoscevano la nostra situazione, sapevano dove mettevamo il materiale, sapevano come agire, che nel weekend non ci sono, cioè io nel weekend mi dedico a mio figlio e non vado a pensare ai ladri che vengono a portarmi via le selle, sì, una roba impensabile. Quindi lei ha riferito, immagino, di questi sospetti che le passano per la mente ai carabinieri? Sì, abbiamo fatto una lista di sospetti e verrà incrociata anche questa con i loro telefonini, dove si sono mossi, cosa hanno fatto nei giorni del weekend e sicuramente ne verremo a capo. Sono conscio di questa roba qua, sono positivo. Quindi lei è speranzoso, ricordiamo, a casa 25 cavalli, qui si fanno corsi per bambini, ipoterapia, sappiamo quanto l'ipoterapia può anche aiutare i bambini. Non è proprio ipoterapia, perché non si può chiamare ipoterapia, ma è un avvicinamento all'animale per le persone disabili, però lo facciamo e facciamo tanti corsi con i bambini, adulti, anziani, aiutiamo, sì. Facciamo dei trekking, anche delle passeggiate, carrozze, facciamo tutto con i cavalli. Però... Quindi chi adesso, Filippo, attraverso Rete Veneta, avesse a disposizione delle selle o appunto dei supporti di questo tipo, magari se si facesse avanti, vedete, si tratta di un'attività preziosa quella che fa. Certo, dopo far salire i bambini senza sella è insicuro e quindi poco pratico e non funzionale. E le selle ci servono, è una cosa, cioè sarebbe stato più brutto che ci avessero rubato i cavalli, però anche le selle sono fondamentali per la nostra attività. Cavalli che erano all'interno del capannone, ma nessuno ha sentito nitriti particolari. Guardi, la prima casa è la nostra, è a 300 metri dalla scuderia, quindi è molto lontana. E il nitrito dei cavalli si sente, ma per noi è una roba che succede sempre. Non abbiamo trovato nessuna stranezza, cioè neanche ieri non ci siamo visti la roba mancare, ci siamo accorti solo nel pomeriggio.
Grazie Foltran, grazie davvero per questa sua testimonianza. Quindi le indagini proseguono, ci sarà questo incrocio con ogni probabilità di dati, telecamere e cellule telefoniche. Questa è una strada chiusa, lo ripeto, siamo in via Longhin a Roncade. Di furti continueremo a parlare, in questi giorni ce ne sono stati davvero tanti nella Marca trevigiana, furti in casa, ieri sera a Mareno di Piave e poi appunto nei giorni scorsi anche a Mogliano, con molte aziende nel mirino, quindi uno stillicidio, un vero e proprio stillicidio, e succede anche questo, quindi c'è chi ruba anche le selle ai cavalli. È tutto da via Longhin. Filippo, con Nicoletta Rizzetto ti restituisco la linea. Grazie a Christian Arboit in collegamento in diretta da Roncade. Tra poco vedremo cos'è successo a Mogliano, la raffica di furti che si è verificata proprio con un servizio di Daniela Sizia. Però prima torniamo sul caso di Filippo Turetta. Come detto, si è chiusa l'inchiesta della Procura di Venezia, che ha chiesto il processo con vari capi di imputazione. Ne abbiamo parlato prima con Ilaria Marchiori, ma adesso sentiamo proprio le parole del procuratore capo di Venezia, Bruno Cherchi. È stata notificata nei giorni scorsi tutti gli atti relativi alle consulenze tecniche che sono state disposte dall'ufficio, e oggi è stato notificato alla difesa e all'imputato l'avviso di conclusione indagini. Questo significa che ci saranno poi degli ulteriori passaggi? L'ulteriore passaggio primo è quello che la difesa ha la possibilità di chiedere l'interrogatorio o di chiedere anche delle integrazioni istruttorie qualora lo ritenga necessario o anche opportuno. Ci sono i 20 giorni di tempo previsti dal codice, con eventuali possibilità anche di tempi ulteriori qualora le richieste siano tali da non poter essere svolte in questi termini. Quindi noi siamo a disposizione della richiesta della difesa. Quali sono le accuse che volete a Filippo Turetta? Come, scusi? Quali sono le accuse che volete a Filippo Turetta? Quella più grave è dell'omicidio, a cui sulla quale è stata ritenuta sussistente l'aggravante della premeditazione. È stato anche accusato del reato di stalking, 612 bis del codice di procedura, del codice penale, nonché poi dell'occultamento di cadavere e del porto dell'arma. Ecco, e appunto grazie alle consulenze tecniche si è potuto ricostruire che ha effettuato delle ricerche anche in internet, sui luoghi, si è munito di cartine, di materiali. Sì, questa è alla base della contestazione della premeditazione. Gli elementi raccolti dai carabinieri sono stati, a nostro giudizio naturalmente, molto importanti e hanno consentito, sempre a nostro giudizio, di contestare l'aggravante della premeditazione proprio per l'attività che era stata posta in essere prima dell'omicidio e possiamo dire anche parecchio tempo prima dell'omicidio, che a nostro giudizio è di organizzazione dell'omicidio stesso. Cosa significa parecchio tempo prima? Settimane prima? Qualche tempo prima, adesso l'attività di organizzazione è stata abbastanza complessa e quindi adesso che sia un giorno o due questo non è rilevante. Tempi brevi, garantiti tempi brevi anche perché l'imputato è in carcere per quanto riguarda il GIP ma anche il processo? Direi senz'altro di sì. Quando si tratta di imputato detenuto i processi vengono svolti giustamente quanto prima possibile, quindi si tratta dei tempi tecnici necessari alla difesa di controllare, di vedere, di compulsare il fascicolo processuale, che potete immaginare è un fascicolo processuale rilevante. Ci sono tutte le consulenze che dovranno essere valutate, anche se erano state fatte con partecipazione della difesa fin dall'inizio, e comunque sulle valutazioni della difesa. Fatto questo, penso che i tempi saranno brevi. Lei ha voluto evidenziare come, visto il risalto mediatico di quanto accaduto, queste appunto le conclusioni a cui siete giunti, però fondamentale alla fine quella che sarà la decisione del giudice.
Beh, certamente noi abbiamo cercato, come sempre si fa, peraltro almeno in questo ufficio, di essere il quanto più possibile obiettivi ed equilibrati nella valutazione dei fatti. E comunque una valutazione fatta dalla Procura e quindi queste valutazioni devono essere sottoposte in sede di contraddittorio con la difesa all'organo giudicante che dovrà valutarne la fondatezza. Dunque, questo è il procuratore capo di Venezia, Bruno Cherchi, in un'intervista rilasciata pochissimi istanti fa, la chiusura dell'inchiesta sull'omicidio di Giulia Cecchettin, la formulazione dei capi di imputazione attraverso i quali è stato chiesto il processo a Filippo Turetta. Prima l'abbiamo sentito durante il collegamento da Roncade di Christian Arboit, una raffica di furti in zona industriale a Mogliano Veneto. Sono state colpite 3 aziende di via Torricelli e via Da Vinci, sono spariti denaro, tablet, orologi di valore e computer. La rabbia degli imprenditori nel servizio di Daniela Sizia. Queste le hanno sventrate da fuori e con una mano sono entrati da qui, hanno tolto, c'era questa sbarra fra le maniglie, hanno alzato questo, sempre da fuori perché si passa con una mano, e poi hanno aperto. Probabilmente una persona ha fatto irruzione alla Class, azienda che commercializza prodotti per parrucchieri. Ha fatto razzia passando la merce a complici che si trovavano all'esterno della ditta. Un colpo lampo è rimasto dentro un paio di minuti. Sono andati in ufficio a prendere direttamente da un cassetto delle chiavi di un sgabuzzino che abbiamo di sopra, dove c'erano dei soldi e degli assegni dei clienti, più degli effetti personali, orologi, borse, eccetera, eccetera. Portato via tutto. Sconsolato il titolare che ci racconta del furto messo a segno. L'allarme è scattato ed il titolare si è precipitato. Siamo arrivati in 8 minuti da casa qua, c'erano già i carabinieri. Hanno aspettato che noi aprissimo, ovviamente c'era il fumo perché hanno mandato il fumogeno e abbiamo aspettato che si arieggiasse perché era irrespirabile. Effetti personali di valore, poi i malviventi si sono nascosti in quest'angolo poco lontano per fare una cernita della merce da portare via. Stamattina abbiamo tirato su il grosso. Signori, si è messo qua in pace, nessuno li ha disturbati. 4 i colpi messi a segno, tra via Torricelli e via Da Vinci, scassinati cancelli, porte d'ingresso e arraffato di tutto, denaro, effetti personali, tablet, computer e attrezzature, danni da quantificare. In questa azienda hanno tentato di entrare ed avevano già subito i titolari un furto solo una ventina di giorni fa. Per la seconda volta dopo 20 giorni sono venuti a rubare, ecco. Fortunatamente da noi non hanno portato via grandi cose, comunque causano sempre danni e quant'altro sulle nostre porte, ingressi, recinzioni e quant'altro. La rabbia di questo imprenditore. Non sappiamo più cosa fare, ecco, più di mettere allarmi, stare qua il più possibile e tutto quanto, non so, icopparemo, ecco, detto proprio terra terra. In via Da Vinci i malviventi hanno manomesso le telecamere di videosorveglianza, le indagini dei carabinieri per risalire agli autori di questo raid. Questo dunque è quanto accaduto a Mogliano Veneto. Noi abbandoniamo per un istante la cronaca, tiriamo il fiato per darvi anche qualche buona notizia. Ci arriva da Rossano Veneto, dove è in collegamento in diretta con noi Monica Smiderle per raccontarci di un'iniziativa che coinvolge tanti giovanissimi. Buongiorno Monica. Buongiorno a te Filippo, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Dicevi bene, fortunatamente anche nei nostri telegiornali qualche volta vi parliamo anche di progetti positivi e di buone notizie. È il caso del progetto Ci sto a fare fatica. Con me c'è Alice Fantinato della segreteria nazionale, perché si tratta appunto di un progetto nazionale Ci sto a fare fatica, e Lucia Marcone che invece è referente per l'area del Bassanese del progetto.
Un progetto che insomma parla di cose positive, parla del buono che possono dare i ragazzi. Di che cosa si tratta? Esatto, allora Ci sto a fare fatica è un progetto che si svolge nel tempo estivo, quindi un momento in cui magari i ragazzi hanno la possibilità di essere a disposizione del proprio territorio, del proprio comune di appartenenza, per aiutare ad abbellirlo in qualche modo e quindi aiutare nella manutenzione magari dei posti, dei parchi pubblici o altri piccoli lavori comunque di abbellimento del territorio. È un progetto che si svolge a squadre e sono più o meno 10 ragazzi accompagnati da un tutor e da un handyman, un volontario tuttofare che aiuta nella realizzazione dei lavori durante l'estate. C'è anche un piccolo riconoscimento per i ragazzi che si impegnano nel progetto e nelle attività. Esatto, a fine settimana viene consegnato ai ragazzi un buono fatica di 50 euro e è un riconoscimento rispetto alla fatica che fanno. Quando è nato il progetto? Allora, il progetto è nato nel 2016 nel Bassanese e quindi questa è la 9ª edizione. Invece nel nazionale diciamo che piano piano si è evoluto e adesso, ad oggi, coinvolge 8 regioni e quindi i numeri di quest'anno sono anche abbastanza alti e potrebbero coinvolgere più o meno 8.500 ragazzi in tutto il territorio italiano. Insomma, un progetto nato nel Bassanese che poi ha preso piede in ambito nazionale, ma che nel Bassanese raccoglie numeri davvero importanti. Sì, anche quest'anno nella 9ª edizione appunto riusciamo ad attivare con il contributo delle amministrazioni comunali e di circa una trentina di sponsorizzazioni 104 squadre per un potenziale numero di 1.040 giovani coinvolti. E le iscrizioni si aprono adesso, nel senso che le iscrizioni sono aperte alle 12 di oggi e si possono eseguire nel sito www.cistofarefatica.it in una modalità molto semplice che potrete gestire sicuramente in autonomia. Lo facciamo un appello ai ragazzi che ci stanno ascoltando, insomma c'è la possibilità di fare fatica ma di avere anche grandi soddisfazioni partecipando a questo tipo di iniziative. Sì, facciamo un appello ai ragazzi dai 14 ai 19 anni per partecipare, quindi iscrivetevi, ma sappiamo che poi ci darete grandi soddisfazioni. Facciamo un appello molto più importante ai tutor e quindi ai ragazzi più grandi, dai 20 ai 30 anni, per i quali le candidature sono già aperte da qualche settimana, che si chiuderanno con la fine del mese di maggio. Se siete interessati a offrire anche solo una settimana della vostra estate al servizio di questo bellissimo progetto, potete mettervi in contatto sempre con noi, potete trovare i nostri contatti sempre nel sito che ho detto anche prima. Perché partecipare al progetto? Beh, sicuramente è un'occasione per sporcarsi le mani, tra virgolette, e essere anche utile al proprio comune di residenza. Un'altra dimensione è anche il fatto che ci si trova insieme, ragazzi magari di varie età comunque possono trovarsi a fare un'esperienza qualitativa in un momento estivo magari un pochino più vuoto rispetto all'anno scolastico. Ecco, questo è il progetto Ci sto a fare fatica, avete sentito le iscrizioni sono aperte, quindi l'invito è rivolto sia ai ragazzi ma anche a quelli un po' più grandicelli che possono mettersi in gioco facendo i tutor. Da Rossano Veneto Filippo è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Monica Smiderle in collegamento in diretta da Rossano Veneto con la collaborazione tecnica di Alessandro Costacurta. Avete sentito ragazzi che si mettono a disposizione della comunità, invece ci sono stati altri ragazzi che a San Donà di Piave hanno compiuto una bravata che poteva avere delle conseguenze molto, molto gravi, hanno addirittura deviato il traffico, tanto che il sindaco Alberto Teso parla di una tragedia scampata. A San Donà traffico deviato da un gruppetto di ragazzini preadolescenti che per noia, gioco o bravata hanno pensato bene di entrare lungo i cantieri di Porta Nord e spostare le barriere stradali del New Jersey e i relativi cartelli, mandando letteralmente in tilt il traffico e disorientando ancora di più gli automobilisti in transito. Lo sconcerto del primo cittadino Alberto Teso. Approfittando in un momento in cui c'è meno attenzione, meno vigilanza, hanno pensato di divertirsi in questa maniera
cosa folle. Il fatto tra le vie Livenza, Tagliamento, Sile e Pralongo domenica pomeriggio scorso, con il gruppetto di ragazzini in bici e di età compresa tra gli 8 e i 10 e 12 anni che sempre per passare il tempo ha iniziato a prendere a sassate pure il vicino edificio, anch'esso oggetto della riqualificazione in atto, grazie ai 20 milioni di euro di cantieri PNRR, ad oggi i più importanti ed estesi di San Donà di Piave. Potendo anche creare qualcosa di grave, perché la domenica pomeriggio la zona è un po' sguarnita per ovvi motivi, però il traffico c'è, insomma, quindi la cosa un po' preoccupa, perché ragazzi, io ho visto qualche fotografia che qualche vicino ha fatto e mi ha mandato immediatamente, insomma, vedere ragazzini così perdere tempo in occupazioni di questo tipo, insomma, richiede una riflessione anche come genitori oltre che come pubblici amministratori. I ragazzini che prima di dileguarsi, vedendo come la situazione fosse loro sfuggita di mano, hanno chiamato i carabinieri perché intervenissero a ripristinare la circolazione viaria. Fortunatamente nessuno si è fatto male, ma le conseguenze potevano essere ben peggiori. Ora al vaglio degli inquirenti, con le foto dei ragazzini in azione, anche i video dei filmati che li riguardano del vicino ristorante, il monito del sindaco anche alle famiglie dei ragazzini. State attenti, tenete gli occhi aperti, controllate quello che fanno i vostri ragazzi, e se qualcuno vuole venirmi a trovare per scusarsi e dire ho sbagliato, la mia porta è sempre aperta. E allora parliamo dell'attentata rapina al bar di via Castello d'Amore a Treviso, perché è rientrata al lavoro dopo 5 giorni di prognosi refertati dal pronto soccorso la giovane barista che in quell'occasione era stata aggredita. Spero di non rivederlo più, ci ha raccontato. Ora sto più attenta di prima a chi entra e chi esce dal locale. L'unica cosa appunto è che mi auguro di non rivederlo più, che non si ripresenti più. Immagino anche che il tuo appello alle istituzioni e alle forze dell'ordine sia di tenerlo lontano. Esatto, sì, quello sì, sicuramente è quello che mi auguro ogni giorno, sì. È tornata dietro al bancone del Civico 19 Sara, la barista di 24 anni aggredita giovedì scorso in una tentata rapina da un 52enne italiano identificato successivamente e denunciato. È mezzogiorno e mezzo quando l'uomo, dopo aver fatto colazione ed essere rimasto l'unico avventore all'interno del locale, si avvicina alla cassa intimando alla giovane di consegnargli il denaro. I toni si fanno sempre più minacciosi e Sara tenta di agguantare il cellulare per chiamare il proprio titolare. Si è un po' agitato, cercando di togliermi il telefono dalle mani, dicendomi che non devo peggiorare le cose e quindi da qua è andato un po' in escandescenza. Sara però non ha intenzione di subire e reagisce con coraggio. Io ho cercato di affrontarlo, sono riuscita a affrontarlo bene, finché sono riuscita a mandarlo fuori dalla porta, mi sono chiusa dentro e ho chiamato la polizia. E ti ha messo le mani addosso, ti ha strattonato? Sì, mi ha strattonato più volte, aveva anche un borsello con sé e che mi cercava di gettare in volto, insomma di buttare in volto, e sono volate un po' di sberle e un po' di calci. Mentre sul posto arrivano le volanti, Sara viene portata al pronto soccorso con dolori al collo e alla schiena. Fortunatamente nessuna lesione, 5 i giorni di prognosi. Nelle scorse ore il rientro al lavoro e l'abbraccio con i clienti. Nulla però sarà come prima. Adesso un po' mi chiedono come sto, se è tornato tutto normale. Chiaramente sempre col sorriso, però l'occhio in più che guarda appunto i clienti quello c'è, o comunque i movimenti, quello non resta. È un po' più attento rispetto a prima. Se già prima era attento, adesso ancora di più. Ruba 3 capi d'abbigliamento e una volta scoperta prende a calci e pugni l'addetto alla vigilanza. Intervengono i carabinieri che arrestano la donna per rapina impropria. È successo a Torri di Quartesolo. Arrestata in flagranza per rapina una 48enne ucraina gravata da precedenti di polizia. Tutto è successo a Torri di Quartesolo, all'interno di un centro commerciale in cui la donna, in un negozio di abbigliamento, dopo aver strappato le placche antitaccheggio, si era appropriata di 3 capi di vestiario. Dopo aver oltrepassato le casse con la merce nascosta, è stata fermata dal personale addetto alla vigilanza che le ha chiesto di consegnare la merce. A quel punto, vistasi scoperta, ha reagito violentemente contro
contro l'addetto alla sicurezza aggredendolo con schiaffi e pugni ed è stata bloccata. I carabinieri intervenuti hanno accertato la dinamica dei fatti e recuperato i capi di abbigliamento restituendoli al responsabile del punto vendita. L'autrice della rapina impropria è stata arrestata in flagranza di reato. Rimaniamo in provincia di Vicenza perché battaglia a Bassano del Grappa per un parco che dovrebbe essere in parte smantellato per lasciare il posto ad una piastra sportiva. I residenti vogliono che rimanga invece il verde. Qui vogliono asfaltare del verde pubblico e noi non siamo contenti di questa cosa, insomma. Come mai? Perché vorremmo tenerci i nostri bellissimi alberi, il verde che è rilassante e il parco per noi è già bello così com'è. Inizia da qui, da questa segnalazione, il nuovo fronte della battaglia di via Philippe Vial contro l'amministrazione di Elena Pavan. In ballo c'è una piccola piastra polivalente da costruire e ci sono gli alberelli del grazioso parco che sorge nella via a ridosso di Viale De Gasperi. La faccenda va avanti da qualche tempo fra annunci, assemblee e sorprese, come quella che si sono trovati sotto il naso i residenti della parte più alberata della piccola area verde, i quali hanno scoperto improvvisamente transenne e cartelli di inizio lavori. Peccato che in una planimetria pubblicata in occasione dell'assemblea, nella quale è stata data notizia dell'intervento al quartiere, l'area interessata dai lavori fosse un'altra. Ecco qui la planimetria. Cosa sia successo e come sia scivolata giù la piastra fra alberi e prato, i cittadini proprio non lo sanno. L'intenzione del progetto qual è invece? È quello di togliere gli alberi o comunque sia spostarli per asfaltare e per fare un parchetto polivalente, non so adesso se vogliono fare un campetto da calcio, pallavolo, quello che devono fare, però l'ambiente è piccolo, abbiamo dei bellissimi alberi e vorremmo tenerci quelli. E c'è chi non vuol perdere i suoi amati alberi che fanno compagnia al quartiere da tanti anni. 17 anni che quando mi affaccio al balcone vedo il parco così bello con tutti questi alberi che abbiamo e quindi vorrei che rimarrebbe così. Andrebbero abbattute? Andrebbero abbattute, questo è il progetto che ci hanno detto, per fare delle giostre e fare del cemento con un campo di pallavolo, ma io lo trovo ingiusto, per me questo è un'ingiustizia, non è un abbellire, è un deturpare. Insomma, c'è da fare chiarezza e secondo qualcuno, nonostante l'assemblea è piuttosto accesa, ancora una volta i cittadini non sarebbero stati informati adeguatamente su quel che si voleva fare a casa loro. Ecco quindi la richiesta all'amministrazione Pavan. Chiediamo di fermare il progetto, di lasciare i nostri alberi, il nostro parco, tutto così il verde pubblico deve essere tutelato, deve essere preservato per i cittadini che abitano qui nel quartiere. È stata pubblicata la norma europea sulle indicazioni geografiche che limita fortemente l'utilizzo di nomi o termini che possano confondere i consumatori. Una legge che dovrebbe spegnere definitivamente la controversia tra Prosecco e Prosec. Soddisfazione dalla politica ma prudenza dai produttori per i quali il caso non è ancora chiuso del tutto. L'Unione Europea ha deciso, d'ora in poi nessuno potrà utilizzare il termine Prosecco come menzione tradizionale anche se declinata in lingue diverse dall'italiano. A stabilirlo la pubblicazione odierna sulla Gazzetta Ufficiale Europea del regolamento sulle indicazioni geografiche che appunto limita fortemente l'uso ingannevole di nomi che possono evocare prodotti in altri luoghi o altre nazioni. Una norma nata sulla disputa tra Italia e Croazia del termine Prosek che risale al 2021, quando lo Stato balcanico chiese all'Europa di annoverare uno dei suoi vini bianchi tra quelli da fregiare con la menzione tradizionale tipica. Vino liquoroso che però ha un nome troppo simile al Prosecco, difeso tra privati da un importante ufficio legale in tutto il mondo che ha fatto battere in ritirata importanti multinazionali che avevano cercato anche solo di abbinarlo a delle patatine o a distribuirlo in lattina. Ma qui la controversia è tra nazioni dell'Unione Europea, chiamata per questo a decidere in merito. Così da oggi il Prosecco è solo prodotto dal Veneto e dal Friuli, mentre continua la battaglia su altri fronti, primo tra tutti quello con il Prosecco prodotto da tanti pronipoti di veneti emigrati in Australia. Soddisfazione dunque da parte dei consorzi a partire dalla DOCG del Superiore di Conegliano e Valdobbiadene, che tra l'altro domani rinnoverà il proprio direttivo.
Questa è una decisione molto importante di cui siamo molto soddisfatti, è una decisione che arriva dopo un lavoro che è stato fatto in sinergia anche con i 3 consorzi che Conegliano Valdobbiadene ovviamente ha dato la sua parte in maniera considerevole per lo sforzo che c'è stato anche di tutti gli studi legali, ma non solo, anche di tutto il comparto del mondo vinicolo e vitivinicolo italiano che si è unito alla nostra causa. Quindi caso chiuso? Secondo il consorzio Prosecco Doc non proprio, perché la norma vieta sì la confusione dei termini, ma da oggi in poi, e sul testo non è stabilito nulla invece sul progresso, quindi al momento la legge non avrebbe validità retroattiva. Per questo, come ci ha detto il Presidente Zanetti, parafrasando una celebre frase di Trapattoni, non dire Prošek finché non l'hai nel sacco. La Regione ha dettato le regole per il rimborso da parte delle aziende sanitarie delle prestazioni mediche private che i cittadini sono stati costretti a pagare a causa delle lunghe liste d'attesa, ma c'è un chiarimento. Lui si risponde, come direbbe, obbedisco. Questa è la risposta dell'ULSS Trevigiana ai chiarimenti diffusi dalla Regione su una legge dello Stato che ha 26 anni ma che nessuno ha finora mai applicato. La norma dice testualmente: se un cittadino non ottiene dal Servizio Sanitario Nazionale una visita nei tempi prestabiliti dalla prescrizione assegnata ed è costretto a rivolgersi al privato, lo stesso Servizio Sanitario deve rimborsare quella prestazione. Ma attenzione, con regole ben precise. La prima è che una volta trascorso il tempo limite il cittadino deve presentare richiesta non però in cliniche esterne o private, ma con medici che operano in libera professione. Quindi vuol dire i nostri medici che fanno questa attività dentro l'ospedale, non quelli fuori, ecco, solo all'interno dell'ospedale. Alla richiesta siano allegati l'impegnativa e il promemoria rilasciato dal CUP, dove si attesta tra l'altro la data di appuntamento che supera i tempi di attesa propri della priorità assegnata. E per essere ancora più chiaro, il direttore concludendo sottolinea: il cittadino non deve uscire, non deve arrivare con una fattura da fuori, perché non può essere pagata. In poche parole, il cittadino che dice ho aspettato più di 10 giorni, faccio formale richiesta al CUP, il CUP la gira, dice ok, è vero, il cittadino doveva farlo 10 giorni fa. Lo presenta a noi attiviamo il nostro professionista all'interno, può essere un cardiologo, l'oculista, il dermatologo, e gli diciamo in libera professione lui deve fare questa prestazione per il cittadino immediatamente dopo che noi abbiamo ricevuto dal CUP questo. Chiaramente se il costo della prestazione sarà a carico dell'ULSS, il cittadino non deve pagare niente, noi ovviamente a queste prestazioni leveremo il ticket nel caso sia dovuto. Andiamo a Belluno, sono 4 le aggressioni da parte di detenuti negli ultimi 30 giorni alla casa circondariale di Baldenici. Il sindacato della Polizia Penitenziaria definisce la situazione inaccettabile e punta il dito contro le scelte della direzione. Attende il via libera dell'ora d'aria per colpire in pieno volto con un succo di frutta e successivamente con un calcio al fianco l'agente di polizia penitenziaria che gli aveva aperto la cella. Casa circondariale di Baldenico, un detenuto chiede di uscire all'aria aperta fuori dagli orari consentiti, permesso che gli viene negato e che causa il malumore che dopo poco sfocia nell'aggressione nei confronti di un secondino. È l'ennesimo atto di violenza, il quarto a onor del vero accaduto negli ultimi 30 giorni nella struttura penitenziaria del capoluogo. I sindacati sono sul piede di guerra. È inaccettabile perché gli eventi critici che si stanno verificando quasi esclusivamente a causa dell'accorpamento di 2 tipologie di detenuti all'interno di un stesso blocco. Si tratta dei detenuti della sezione ordinaria e di quelli a trattamento intensificato che a Baldenic si trovano a condividere gli spazi comuni come docce, palestra e cortile. Per il sindacato è questa gestione ad essere foriera dell'aumento di tensione da cui scaturiscono gli episodi violenti, una fattispecie che non sarebbe congenita alla realtà carceraria, bensì dipendente da precise scelte della direzione, dalla quale, riporta sempre il sindacato in una nota stampa, non arrivano che risposte attendiste e senza soluzioni, lasciando il personale di polizia in balia degli eventi. Se a ciò si aggiunge l'inadeguatezza dell'edificio centenario, vetusto e obsoleto, e una carenza cronica del 20% di personale tra le file delle forze dell'ordine, il risultato è un clima deleterio sia per i detenuti che per il personale in servizio, con l'evidente conseguenza di aumentare gli episodi violenti, di cui peraltro fu vittima anche la stessa direttrice della struttura proprio il mese scorso. Della situazione
stato informato anche il prefetto e i sindacati si dicono pronti allo stato di agitazione. Noi adesso aspettiamo delle risposte più precise e determinate. Nel caso non venissero ascoltate le nostre richieste, sicuramente metteremo in atto delle proteste. Adesso dovremo valutare anche con la segreteria regionale come procedere. Questa è dunque la situazione al carcere di Belluno. Noi adesso però ci spostiamo a Piove di Sacco per raccontarvi di un raid vandalico che ha colpito diverse automobili, ma tutti i dettagli ce li racconta Federico Fusetti, che si trova per noi sul posto. Buongiorno Federico. Buongiorno Filippo, buongiorno ai telespettatori, siamo qui con Cristian Roca Allende per raccontarvi di quello che è accaduto in realtà, insomma, la notte tra sabato e domenica, con a quanto pare una quarantina di auto colpite dai vandali in varie parti di Piove di Sacco, quindi veramente un episodio particolare con tante denunce legate al fatto che le auto sono state colpite anche in modo diverso, pneumatici tagliati, vetri, finestrini rotti, oggetti rubati dall'interno delle auto, quindi la gente ovviamente infuriata, e le indagini che si appoggiano molto sulle immagini di videosorveglianza che potrebbero dare una grossa mano, quindi si ipotizza che non sia un unico autore ma magari una banda magari di giovani che può aver colpito a caso, diciamo, addirittura sarebbero stati colpiti anche dei mezzi della casa di riposo. Impegnati in questo anche sindaco e vice sindaco, proprio per diciamo, dare una risposta ai cittadini che sono giustamente arrabbiati, anche perché insomma è stato tutto concentrato in poche ore, e quindi questo dà ancora più l'idea di un episodio di vandalismo completamente gratuito e ingiustificato. Noi insomma stiamo sentendo un po' anche l'atmosfera qui a Piove di Sacco, come dicevo, con i cittadini infuriati, un po' un riassunto di quello che è accaduto nel servizio di Valentina Visentin, e poi Filippo ti restituisco la linea con i servizi. Grazie alle telecamere di videosorveglianza comunale potrebbero avere le ore contate i vandali che a Piove di Sacco lo scorso fine settimana hanno distrutto decine e decine di auto, rompendo finestrini, tagliando gomme e rubando oggetti all'interno. Il raid potrebbe essere stato messo a segno da una baby gang che ha agito in più strade del comune della Sacisica, da via Marconi a via l'Europa, nel parcheggio di via San Rocco e vicino alla stazione delle Corriere, su viale Madonna delle Grazie. In via Botta danneggiati i mezzi di una casa di riposo, in piazzale Giambellino invece danneggiato anche il pulmino privato utilizzato come scuola bus. Circa una quarantina le denunce arrivate ai carabinieri di Piove di Sacco, che stanno svolgendo le indagini insieme alla polizia locale. Ci fermiamo per un istante, ci rivediamo tra pochissimo. Rieccoci nuovamente in diretta con Focus TG. Il Senato accademico dell'Università di Padova ha approvato all'unanimità una risoluzione che condanna le violenze dell'esercito di Israele nella striscia di Gaza. Ma per gli studenti pro-Palestina non basta. Proteste nel cortile del Bo occupato perché manca il boicottaggio delle università israeliane. Il Senato accademico dell'Università di Padova ha approvato all'unanimità una risoluzione che di fatto condanna le violenze dell'esercito israeliano. Il Senato, si legge infatti, esprime sconcerto e profonda preoccupazione per l'ulteriore drammatico evolversi del conflitto, condotto con ingiustificabile accanimento dall'esercito israeliano ai danni della popolazione civile palestinese, alla quale vanno sentimenti di vicinanza e solidarietà. Una presa di posizione netta che però non è sufficiente per gli studenti pro-Palestina che da venerdì scorso dormono nelle tende installate nel cortile del Bo occupato, ma anche a Venezia. Per loro infatti l'università ha il dovere di boicottare e interrompere le relazioni con le università israeliane. Dato l'intensificarsi anche del conflitto nella striscia di Gaza e date anche le richieste che ci vengono dal popolo palestinese dell'interruzione di questi legami fra gli atenei italiani, in questo caso l'Ateneo di Padova, e gli atenei israeliani, pensiamo che queste
queste richieste debbano essere accolte. Quando prima abbiamo parlato ai senatori al bar non ci rispondevano nemmeno, mentre noi provavamo a dirgli volete o non volete, fino a che non si creerà questo minimo spazio di confronto per poi riuscire a parlare al Senato, per poi riuscire a recidere certi accordi, continueremo a creare un certo tipo di dissenso, un certo tipo di fastidio. Il presidio degli studenti prosegue dopo che al termine della seduta del Senato i giovani avevano tentato inutilmente di avere un contatto con i docenti che hanno preferito evitare di alimentare tensioni lasciando l'università da uscite secondarie. Quello che propongo tra poco è di spostarci verso il portone di via Cesare Battisti e vedere se hanno il coraggio di rispettare la loro promessa di parlare con noi, se hanno il coraggio di reprimere gli studenti che chiedono conto alla loro università della loro complicità con un genocidio. Intanto la protesta si allarga, nelle prossime ore si riunisce il Senato accademico a Roma e Milano e ulteriori tende si aggiungeranno nelle università di Genova, Firenze e Bari. A Vicenza, invece, l'amministrazione comunale ha annunciato la recinzione definitiva a Campomarzo per ovviare al problema del degrado e delle presenze poco rassicuranti. Ma in questi giorni la recinzione, che di fatto è stata installata per la Dunata Nazionale degli Alpini, ha avuto i primi effetti sulle vie limitrofe dove si sono spostati i fenomeni di degrado. Qui è stato fatto un presidio militare, una zona invalicabile presidiata dall'esercito e quindi recintata, e quindi il fenomeno dello spaccio si è sicuramente spostato e si è spostato nelle vie attigue di via Torino, di via Monteberico, e tanto che sistematicamente alla sera verso le ore 18:30 sotto i portici si trovavano svariate persone di colore che quotidianamente noi rivediamo invece a Campomarzo che spacciano. La preoccupazione è che la recinzione effettivamente che verrà fatta definitivamente potrebbe portare a questo fenomeno che si sposta di pochi centinaia di metri, è vero? Ma presumo proprio di sì, nel senso che una recinzione, sebbene io personalmente sono favorevole, però dico sicuramente non sarà il modo per risolvere il problema, ma soltanto per spostarlo. Ero felice della festa degli alpini perché non ho visto nulla anche perché c'era il controllo della polizia e quindi almeno in questi giorni di festa non ci sono stati problemi, si poteva girare tranquillamente. E invece adesso ieri sera sono uscita dall'ufficio tardi e mi sono scontrata con un gruppetto di 7-8 persone e naturalmente devo tenere qualcosa in borsa per le evenienze. Non bisognerebbe, però ho la mia bomboletta spray. Ma poi ci sarà la recinzione di Campomarzo, quella definitiva, per cui qua bisogna provvedere in qualche maniera sin da adesso. Perché non crede che servirà a allontanare? No, li porterà proprio qua, a maggior ragione verranno qua. Perché qui sotto, a parte l'immondizia che c'è quando noi paghiamo 2 volte a settimana una signora che viene a fare le pulizie, perché sono cartacee, ci sono di tutto, biciclette abbandonate. Poi cosa succede? Succede che se tu vai a dirgli ragazzi, sì, non è atteggiamento questo, ti minacciano. Quindi non è una bella cosa. I ragazzi, qui c'è una scuola qui dietro, i ragazzi cosa vedono? Cosa imparano? Quando noi abbiamo telefonato al 113 e dal 113 siamo andati alla polizia locale, fino a ieri sera non si sono mai mossi. Allora è inutile che mi diano dei numeri di emergenza quando l'emergenza che io la chiamo non è presente. Tanto vale arrangiarsi da soli. Volete che ci arrangiamo da soli? No, questo non è democrazia. Ora parliamo delle prossime elezioni amministrative. Italia Viva Bassano annuncia i nomi dei 7 candidati che correranno nella lista Finco Sindaco. Questo è il momento per riuscire ad cambiare passo rispetto all'amministrazione Pavan, che è un'amministrazione che ci ha deluso profondamente.
Cambiare passo per dimenticare la delusione. È questo l'obiettivo di Italia Viva Bassano e Gianni Castellan, che in quel grande centro, ormai affollatissimo, annuncia i nomi dei candidati che correranno la lista Finco Sindaco con l'obiettivo di contribuire a temi importanti per la città. Uno, il tema del sociale legato al mondo degli anziani, e l'altro contributo riguarda il tema paesaggistico e ambientale, in cui abbiamo in mente una serie di iniziative per rendere Bassano ancora più accogliente, ancora più bella. Una squadra designata per ogni settore: Cinzia Centin e Gaspare Camonico in campo per temi sociali, Michaela Agricolo e Dennis Foffano per industria e artigianato, Nadia Barbieri e Giovanni Reginato per scuola e sanità, e poi Gianni Castellan, che sulla scacchiera di questa campagna elettorale ha pronte le prime mosse. La prima mossa da fare è sostanzialmente aumentare il numero di votanti. L'ultima volta hanno votato 22.000 bassanesi, noi puntiamo a far sì che producendo una buona politica portare alle urne una percentuale in più di uomini e donne di Bassano. A Cassola la candidata sindaco Silvia Pasinato ha presentato la sua lista. L'essere a servizio della comunità di Cassola, con due obiettivi principali: l'ascolto e la partecipazione. Obiettivo: mettersi a servizio della comunità di Cassola. Presentata la lista della candidata sindaco Silvia Pasinato, un progetto di centrodestra con Fratelli d'Italia e Forza Italia e con il sostegno di Non Moderati e Coraggio Italia. Una lista di 32 cittadini, 16 per Fratelli d'Italia e altrettanti per Forza Italia, con 12 presenze femminili. Una lista che rappresenta l'intera comunità. La squadra è fatta di persone che provengono per vita familiare, vita sociale, vita lavorativa, per l'impegno nello sport, nelle associazioni, nel volontariato, che hanno a cuore la comunità di Cassola. Sono persone coraggiose, perché partecipare oggi a una competizione elettorale sicuramente richiede una buona dose di coraggio. Un programma elettorale che guarda con attenzione ai giovani, con progetti per la valorizzazione di nuovi talenti e di stimolo all'imprenditoria giovanile, e poi l'impegno per nuovi lavori pubblici. Per quanto riguarda i lavori pubblici, in particolare la viabilità, il completamento della bretella ANAS e quindi l'impegno a monitorare l'attività di ANAS al fine di un pronto e veloce completamento con il minor disagio possibile alla comunità di Cassola. E a proposito di viabilità, un'attenzione particolare alla zona dei Marini per il tema della viabilità connessa alla Pedemontana. Per quanto riguarda San Giuseppe, la sistemazione del viale Venezia con la rotonda del Gazzettino, a San Zeno il sottopasso di via Monteasolone e la sistemazione dell'incrocio di via Crocerone con la Valsugana, e per Cassola rotonda via di Gasperi via Roma e la sistemazione degli incroci di Bodi. A Venezia la maggioranza in Consiglio Comunale ha bocciato l'istituzione di una commissione straordinaria di indagine sullo stato delle strade, che era stata proposta dalle opposizioni che definiscono questa scelta un atto grave e di mancanza di trasparenza. La maggioranza di Brugnaro e della destra in Consiglio Comunale ha fatto un atto gravissimo, ha bocciato la proposta delle opposizioni di creare una commissione d'indagine in merito allo stato delle nostre strade, dei viadotti e dei ponti. La proposta di istituire una commissione straordinaria di indagine sullo stato delle strade del Comune di Venezia è stata respinta da Cafarsetti. Partendo dal terribile incidente del cavalcavia di Mestre, Monica Sambo, prima firmataria della proposta di delibera sottoscritta da tutti i capigruppo di opposizione, aveva chiesto la possibilità di approfondire la situazione della rete viaria e del piano delle manutenzioni programmate dal Comune. È gravissimo questo fatto, perché non solo non permette a noi consiglieri di fare appieno il nostro lavoro e quindi di verificare quale sia lo stato delle strade e anche eventualmente decidere quali siano le priorità da seguire, ma dall'altro non si garantisce la sicurezza e la tranquillità anche ai nostri cittadini, che devono invece poter viaggiare nelle nostre strade e nei mezzi di trasporto pubblici con la più sicurezza e serenità possibile. Oltre a lasciare molti dubbi sulla ragione di questa scelta, secondo Monica Sambo la decisione del Comune è sintomo di scarsa trasparenza e incapacità a dare un segnale di unità delle istituzioni. Di nuovo la maggioranza, come ha già fatto in passato, si dimostra allergica alla trasparenza, e noi continueremo con la nostra azione invece di richiesta di trasparenza. Faremo tutti gli atti necessari per chiedere qual è lo stato di manutenzione delle nostre strade.
Nell'Alto Vicentino sono stati diagnosticati 11 casi di meningoencefalite da zecche, una patologia diffusa nel periodo primaverile estivo che può provocare gravi conseguenze neurologiche. I dati sono contenuti nell'ultimo bollettino della Regione che risale a qualche mese fa. L'azienda sanitaria conferma che al momento non ci sono persone ricoverate. I numeri parlano chiaro e sono quelli contenuti nell'ultimo bollettino regionale sulla sorveglianza delle arbovirosi. Sono 11 in totale i contagi da encefalite virale da zecche registrati nell'Alto Vicentino. Uno nel comune di Malo, 2 a Valdagno, 1 a Recoaro, 5 a Valli del Pasubio, spostandosi in altopiano, 1 nel territorio di Lusiana Conco, 1 anche a Gallio. Numeri mai registrati prima nell'area che diventa, secondo i dati dell'OMS, zona ad alta endemia. La meningoencefalite da zecche, TBE o meningoencefalite primaverile estiva è una malattia virale acuta del sistema nervoso centrale causata da un arbovirus appartenente al genere Flavivirus, molto simile ai virus responsabili della febbre gialla e della dengue. È stata identificata per la prima volta in Italia nel 1994 in provincia di Belluno, dove il vaccino è gratuito per la popolazione. Da qui l'appello della consigliera regionale PD Chiara Luisetto, che ha presentato un'interrogazione affinché la Regione potenzi al massimo le vaccinazioni, rendendole gratuite non solo per i residenti dell'ULSS 1, ma anche per chi vive nelle zone più a rischio come l'Alto Vicentino, dove in questo momento il vaccino è fornito a un prezzo di 25 euro a dose. Sono attese decine di migliaia di persone domenica a Treviso per la DJ10, la corsa evento di Radio DJ, rivoluzione per la mobilità in città. Annullato il mercato del sabato, il sindaco Mario Conte parla di grande evento. Ma sono 12.000 i partecipanti, abbiamo messo questo tetto limite con Radio DJ, però poi in realtà le richieste erano molto di più, però per questioni logistiche ci siamo fermati ai 12.000, quindi 12.000 partecipanti più tutti gli accompagnatori. Ci aspetta un weekend di sport, di festa, di cultura, perché ci saranno i musei aperti e anche di commercio con la Notte Bianca. Sarà un fine settimana di grandi appuntamenti per Treviso con la DJ10 che cambierà volto alla mobilità cittadina. Già nelle prossime ore scatteranno i primi divieti di sosta in Piazzale Burchiellati, toccherà poi gradualmente a Viale Burchiellati e Piazza Matteotti. Tra sabato e domenica primo pomeriggio il centro sarà per buona parte off limits alle auto. Diciamo che questo grande evento ci dà la possibilità di sperimentare alcune cose, poi la pedonalizzazione, che è certamente un obiettivo che ci siamo posti, deve essere realizzata attraverso tanti passaggi, compresa la partecipazione dei nostri cittadini, quindi questa rimane una sperimentazione, però l'invito che faccio è quello di superare quelli che possono essere i disagi. Chiedo già scusa ai residenti perché qualche disagio, soprattutto sabato e domenica, certamente ci sarà, però se approfittiamo per vivere le emozioni di una città totalmente pedonalizzata, credo che possa essere una grande opportunità. Prefiltri di deviazione saranno attivati su tutti gli assi viari confluenti nel PUT, predisposto il piano dei parcheggi con bus a navetta ogni 10 minuti in accordo con MOM dai park di Via Castellana e Sant'Artemio. Tutte le info sono consultabili online. Sabato inoltre non si svolgerà il mercato cittadino. Non c'era la possibilità di far convivere le due, sia il DJ Village che il mercato, quindi purtroppo abbiamo fatto questa scelta. Decisione che, riferisce sempre Conte, era stata comunicata agli ambulanti. Li ringrazio per il sacrificio e per la pazienza, però credo che da questo punto di vista ne valga la pena, perché si parlerà di Treviso in chiave assolutamente positiva, all'insegna dello sport, della cultura, della bellezza. E l'avete sentito, insomma, ci saranno grossi cambiamenti durante il fine settimana. In effetti non tutti sono contenti, i più polemici sono proprio gli ambulanti del mercato settimanale che si sentono sfrattati senza aver potuto contrattare nulla. Sì, però non è scritto neanche niente che la gente, stamattina la gente mi diceva ma vengo sabato. Ah, ecco, e poi la gente, cosa dice? La gente è sconosciuta, cioè non sapeva niente. E pensa di venire al mercato sabato? Bravo, noi dicevamo che non si fa mercato, ma come mai? Ma non è stato avvertito da nessuno, cioè non hanno messo niente. Altro che tutti contenti per la DJ10 di sabato prossimo. Il sentimento al mercato di questa mattina era di tutt'altro genere. E non solo da parte dei clienti, ma soprattutto degli ambulanti sconsolati per la giornata di lavoro persa. Piuttosto che morire è meglio far festa.
Beh, però i Vedaga la giornata di novembre dopo. Guarda, non rispondo perché sennò dico qualcosa che non va bene per la giornata di novembre. Già, perché il recupero del sabato perso sarà a novembre con un altro sabato però allungato. Novembre mi penso che se riesco ad andare fuori vado a casa. Perché non si fa niente, non sei un periodo da tenere qua un mercato fino a sera. Che non serve niente, è che se nebbia, che se la gente non viene fuori, se me la dava magari, non so, luglio, agosto, settembre, c'era meglio, insomma, dai, però sappiamo quello che viene. Nel mirino sindaco, amministrazione comunale, ma anche associazione commercianti, tutti colpevoli, secondo gli ambulanti, di aver deciso tutto tra di loro senza consultare nessuno di chi il mercato lo fa tutte le settimane. Ma è tra le scarpe che si incontrano i venditori più arrabbiati, anche perché per altre manifestazioni le soluzioni adottate erano state ben diverse. A noi in modo particolare nella piazza delle scarpe hanno cercato di aggiustarci alla meglio come potevano fare e ci siamo sempre accomodati e accontentati. Non vedo per quale motivo, visto che viene occupata la piazza della frutta e verdura, che non si possa attuare lo stesso identico sistema. Ci hanno concesso a fine novembre che, viva Dio, è freddo, a una certa ora del pomeriggio è già scuro, ma non ha senso. Quindi, è meglio non fare niente a questo punto. Quindi voi dite, se ci levate via un sabato d'estate, di fine primavera, sarebbe meglio contraccambiare con un altro sabato importante prima dell'inizio dell'estate. Ci fermiamo ancora per un istante e ci rivediamo tra pochissimo. Bentrovati a Focus TG, parliamo delle bandiere blu 2024. Sono 9 le mete turistiche venete altamente consigliate per le vacanze 2024 e Cavallino Treporti è la prima spiaggia italiana per presenze. Bibbione, Caorle, Eraclea, Jesolo, Cavallino Treporti, Lido di Venezia, Sottomarina, Rosolina e Porto Tolle. Sono le 9 località venete riconfermate bandiera blu 2024 tra le 485 spiagge italiane. 7 nella zona della costa veneziana, dunque 2 nel Polesine. È un traguardo importante per la nostra città, per le nostre località balneari, che poi questo riconoscimento di bandiera blu non è così scontato, non è che una volta che l'hai ottenuta è riconfermata annualmente, ma di anno in anno ci devono essere dei miglioramenti che non arrivano solo dalle attività poste in essere ovviamente dalla città di Chioggia, dal comune e dall'amministrazione comunale, ma anche grazie all'impegno dei nostri imprenditori balneari. La riconferma delle spiagge venete consigliate è arrivata durante la cerimonia di premiazione delle bandiere blu a Roma, alla presenza dei sindaci e del ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Musumeci, e il presidente della Fondazione Italia Mazza. Bandiera blu non significa, come diceva il presidente Mazza, solo una sostenibilità ambientale, ma anche una sostenibilità sociale ed economica. 32 i criteri del programma aggiornati periodicamente per stimolare le amministrazioni partecipanti a impegnarsi per risolvere o migliorare le problematiche relative alla gestione del territorio per un'attenta salvaguardia dell'ambiente. Ma per il Veneto non è tutto. Un altro successo l'ha ottenuto proprio Cavallino Treporti, prima spiaggia d'Italia per presenze, che va così a superare la storica posizione occupata finora da Rimini. Con Jesolo, Bibbione e Caorle anche Lignano entra nella top 10. Confermate bandiera blu anche le 2 località del Friuli, Venezia Giulia, Grado e Lignano. E l'avete sentito, si parlava di Cavallino Treporti e noi proprio lì andiamo con il prossimo servizio. Una sintesi di una serie di funzioni che per la comunità sono vitali. Con 183 giorni d'anticipo apre al pubblico il nuovo parco urbano Cavallino, un'area di oltre 32.000 metri quadrati lungo via Fausta, pronta a ospitare non solo più di 200 posteggi mercatali, ma anche eventi di richiamo per turisti e residenti, sia d'estate che d'inverno. L'area mercato di Cavallino non sarà più un'area mercato, ma sarà un'area sociale, un'area polivalente, un'area urbana riqualificata, che rigenera tutto il territorio di Cavallino e che darà nuova vita, dovrà essere vissuto da bambini, da adulti, da tutte le persone, perché questa nuova area
sarà un'area di socializzazione. Il costo totale dell'opera è di circa 5.300.000 euro tra i fondi stanziati da Comune, Città Metropolitana di Venezia e imposta di soggiorno. L'inaugurazione avviene proprio nel giorno in cui, a proposito di turismo, Cavallino Treporti festeggia le 6.800.000 presenze del 2023, classificandosi prima località balneare d'Italia. Il nuovo parco urbano nasce quindi nei migliori auspici per il futuro. È un posto dove si gioca, dove si può fare skate, dove si fa il mercato un giorno alla settimana d'estate, dove c'è una zona di sosta camper, ci sono una serie di cose, oltre al basket, ovviamente la passeggiata, le panchine, tutta una serie di funzioni in cui si fa comunità. A Vicenza i commercianti del centro storico tracciano un bilancio della 3 giorni della Donata Nazionale degli Alpini e sperano che un evento come questo funga da traino per un rilancio della città e porti turisti anche in futuro. È andata molto bene, noi siamo stati molto contenti, un evento che dovrebbe ripetersi. Secondo lei farà anche un po' da traino a quello che è il turismo, a quello che sono le presenze qui in città? Io penso di sì, perché la città, hanno avuto modo di conoscerla e quindi c'è la speranza che possano ritornare. È inspiegabile le emozioni che si provano con questi alpini, una dolcezza, un cuore grande. E i commercianti, nessuno può dire che non ha lavorato, magari i negozi hanno fatto qualcosina meno, però secondo me tanti di loro ci hanno detto che torneranno perché non sono riusciti neanche a visitare bene la città da tanti che erano, perciò sicuramente c'è stato anche un lancio per il settore commercio e turistico, questa Donata degli Alpini. Ed è stata una cosa meravigliosa, devo ringraziare anche la polizia che abbiamo trovato i giorni successivi alle manifestazioni che c'erano veramente, e poi soprattutto anche per l'informazione da Rete Veneta, veramente grazie alla città. Gli alpini fanno sempre contenti noi e noi abbiamo voluto far contenti gli alpini per questa adunata storica, come hanno definita. Io ho seguito la Donata e ho toccato con mano quello che è l'entusiasmo della gente. Sì, abbiamo seguito nelle varie reti, le vostre reti, e abbiamo seguito tutta la Donata fino alla fine, perché era difficile stare in piedi dalle 9 alle 11 di sera per controllare tutto e vedere tutta la sfilata che c'era. Sono convinta, e anche ho sentito delle persone che hanno detto di Milano, soprattutto, che hanno detto che non conoscevano Vicenza e che sarebbero ritornate sicuramente. Quindi è un indotto per Vicenza, per tutta la cittadinanza e per tutti i commercianti, insomma. Sì, a Vicenza è tempo di bilanci per un grande evento come aver ospitato la Donata Nazionale degli Alpini. A Verona invece fervono i preparativi per la visita di Papa Francesco. Sabato il sindaco di Verona, Damiano Tommasi, nella nostra intervista ci spiega come funzionerà e quali iniziative e azioni concrete per il futuro porterà la visita del Pontefice in città. La città non sarà bloccata, sarà comunque vivibile, anche durante la visita del Papa. Mi auguro che si blocchi in ascolto di quanto avrà da dirci. Il sindaco di Verona, Damiano Tommasi, così vede la visita di Papa Francesco atteso per sabato in città. Sarà sicuramente un fine settimana particolarmente intenso per lui e per la nostra città, che avrà tante occasioni per vedere, per sentire e ascoltare le sue parole. Tante le forze in campo messe anche dal Comune per l'organizzazione logistica. Sì, tante persone che si aspettano e anche lungo il tragitto, perché appunto si muoverà all'interno della città e quindi dobbiamo mettere in sicurezza quelle che sono non solo la parte viabilistica ma anche di affluenza a vedere, a salutare il suo passaggio. E da questo incontro con il Santo Padre, grazie a un impegno in sinergia tra diocesi e comune, rinascerà una scuola della pace permanente. Il ricordo di chi si è e della nostra storia è sempre per darci questo impegno a mantenere vivo questo nostro ruolo. Lo stesso Santo Padre nella lettera di incarico a Monsignor Pompili, quale vescovo della diocesi di Verona, ha definito Verona crocevia di popoli e di culture, e questo crocevia ovviamente presuppone anche la creazione di questo spazio di dialogo di cui c'è sempre più bisogno. La felicità di avere questo evento organizzato in città
Sicuramente il fatto che sia in occasione dell'Arena di Pace dà un po' anche continuità a quella che è stata la nostra città negli anni precedenti, nella sua storia, dove ha costruito ambasciatori di pace che poi sono andati in tutto il mondo, e si è resa protagonista dell'Arena di Pace negli anni scorsi, e oggi riprendere da lì quel filo in questo momento storico in cui davvero c'è bisogno del cessate il fuoco è un grande orgoglio. È stata presentata a Treviso la seconda edizione del corso di formazione sull'intervento di post-vention d'emergenza per supportare i familiari di vittime di morti violente, ma anche per prevenire i suicidi. Queste morti improvvise creano una grande precarietà nella vita dei sopravvissuti, e soprattutto è una precarietà che è a 360 gradi. Vittime di suicidi, omicidi, incidenti stradali, morti violente che lasciano in familiari, in amici, nei sopravvissuti, insomma, ferite profonde. Nasce da qui il servizio di post-vention d'emergenza avviato a Treviso nel 2021 e pronto ad arrivare anche nel territorio di Pieve di Soligo. Per dare ovviamente un aiuto alla famiglia, agli amici delle persone che hanno avuto una morte improvvisa, caso suicidio oppure incidenza stradale oppure omicidio, ma anche per prevenire i gesti suicidari. Supportare chi sopravvive, ma anche intervenire nella fase di prevenzione dei suicidi, 84 quelli registrati nella Marca nel 2023. Su 100 suicidi solo il 20% soffre di un disturbo mentale. Tutti gli altri si trovano di fronte a una situazione di trappola. Solitudine e disperazione accomuna chi tenta il suicidio. L'anno scorso sono stati 27 gli accessi al pronto soccorso di persone che avevano manifestato la volontà di togliersi la vita, 172 invece i casi di autolesionismo. I più fragili, questi sono dei dati nazionali, sono la fascia d'età tra i 25 e i 29 anni. Il tasso di suicidi è più alto negli uomini, meno nelle donne, perché le donne invece sono quelle che hanno più ideazione suicidaria o autolesionismo. L'uomo è quello che arriva di più all'atto compiuto. Dal 23 settembre partiranno i corsi di formazione dei volontari che formeranno un team di professionisti esperti di varie aree professionali in grado di intervenire in tempi brevi sul luogo dell'evento o in fase di prevenzione in presenza di segnali di disagio. Noi non siamo superuomini, non siamo angeli, noi non salviamo nessuno, noi diamo una mano alle persone perché possano uscire dal tunnel della disperazione. Negli anni l'equipe multidisciplinare ha affiancato anche un uomo resosi responsabile di omicidio stradale. Se vogliamo ricostruire una società, la società si ricostruisce a partire dalle vittime, ma anche dagli autori di reato. Venerdì a Padova la Notte Rosa in onore del Giro d'Italia. Menù e spritz a tema, musei aperti fino alle 22, palazzi illuminati di rosa per celebrare la corsa che torna in città dopo ben 24 anni. Sale la febbre per il Giro d'Italia a Padova, tutto pronto per la Carovana Rosa giovedì 23 maggio in Prato della Valle. L'organizzazione però non si ferma al giorno del Giro perché per venerdì prossimo è prevista la Pink Night, una serata di eventi tra spettacoli, cultura e commercio per le vie delle città con 7 monumenti cittadini colorati di rosa. Una serata che abbiamo inventato per l'occasione per coinvolgere il sistema dei negozi in occasione dell'arrivo del Giro d'Italia e dell'apertura quindi della Settimana Rosa che inizierà proprio venerdì sera per arrivare poi a giovedì con l'arrivo della tappa. Il Giro percorrerà via Facciolati, scenderà in via Manzoni per arrivare in Prato della Valle da via Cavazzana. Molte le strade chiuse, anche quelle vicino all'ospedale Sant'Antonio. Sarà però disponibile un bus navetta che da via Corrado, vicino alla sede del CUS, accompagnerà chi deve recarsi al nosocomio. È un evento straordinario e quindi ci vuole attenzione su tutto, perché è chiaro che chiudere delle strade come saranno chiuse la via Piovese, via Facciolati, via Manzoni, via Cavazzana e Prato della Valle fino a via Cavazzana dalle 10:30 del 23, via Cavazzana e Prato della Valle saranno chiuse invece dalla mezzanotte del 22, è chiaro che possiamo creare delle problematiche. Io ricordo sempre che in quel comparto ci sono tante scuole, c'è l'ospedale Sant'Antonio e quindi sono mesi che andiamo avanti con interlocuzioni per capire quale
potrebbe essere la decisione migliore per creare meno danni all'utenza. L'invito da parte dell'amministrazione comunale è anche alle scuole superiori della zona di concludere le lezioni il giorno del Giro alle 12, in modo da dare l'opportunità ai ragazzi di tornare a casa con i mezzi pubblici che garantiranno il loro servizio fino alle 13:30. Andiamo anche a vedere di cosa trattano le principali testate online della stampa. Naturalmente molti danno risalto, anzi tutti danno risalto alla fine dell'inchiesta sull'omicidio di Giulia Cecchettin e la richiesta di processo da parte della Procura di Venezia nei confronti di Filippo Turetta. Però c'è anche una situazione molto difficile che si sta vivendo in queste ore a Milano. Su questa si concentra soprattutto il Corriere della Sera, che è un quotidiano di Milano. Strade allagate e traffico in tilt, esonda il Lambro, salvati madre e 2 bambini, per cui vedete che il capoluogo lombardo sta vivendo davvero una situazione molto difficile in questo momento dal punto di vista meteorologico, delle conseguenze di ciò che sta accadendo dal punto di vista meteorologico. Noi adesso parliamo di sanità, ma ci spostiamo a Castione nel Bellunese, dove si festeggia il ritorno del medico di base dopo 2 anni di assenza. Dobbiamo rinforzare i servizi per rilanciare le frazioni. A ribadirlo è l'amministrazione di Palazzo Rosso, che festeggia il ritorno di un medico di base nella Pieve Castionese dopo 2 anni di fermo causa carenza di medici e costi di gestione dei locali troppo elevati. La soluzione è arrivata dalla parrocchia di Castion, che dopo aver ereditato lo stabile già sede dell'ambulatorio in passato ha scelto di offrirlo in comodato d'uso gratuito a un giovane medico neolaureato messo a disposizione dall'azienda sanitaria, che da ieri pomeriggio ha preso servizio. Ci siamo sentiti veramente presi in carico di dare una mano alla nostra gente e al suo bisogno, insomma, di avere anche un medico di base che ultimamente era venuto a mancare, e quindi c'era un grosso problema di dire come facciamo soprattutto le persone più fragili, gli anziani, che dovevano avere sempre una persona disponibile a spostarli e portarli dal medico. In mattinata a Palazzo Rosso la firma sull'accordo che sancisce la concessione dell'immobile di via Primo Maggio, almeno fino al completamento delle ristrutturazioni che il Comune intende avviare in un altro immobile, questo invece di sua proprietà, prospiciente la piazza cittadina e individuato come futura sede definitiva degli ambulatori. Ad oggi non esiste però né il progetto né la fonte di finanziamento, ma le intenzioni dell'amministrazione in compenso sono chiare: la creazione di un polo di medicina generale, perché solo così sarà possibile garantire un servizio duraturo e di qualità. L'idea dell'amministrazione è quella di pensare a una riqualificazione che si possa così fruire di più ambulatori, ma ricreare quel polo di medicina generale nella Pieve Castionese. Quindi questo è il futuro, è quello in cui stiamo lavorando. Per il momento credo che sia già una grande risposta avere un medico disponibile a venire lì e avere i locali disponibili gratuitamente. Era questo l'ultimo servizio di questa edizione di Focus TG. Vi ricordo i prossimi appuntamenti con l'informazione di Rete Veneta alle 18:50 con il telegiornale di Bassano del Grappa, a seguire il telegiornale di Vicenza e poi l'appuntamento questa sera con il talk show Focus. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Arrivederci.